Scontro frontale tra due auto lungo la Treviso Mare a Meolo, muore un 82enne veronese, grave la moglie, un giovane trevigiano, traffico completamente paralizzato. Qualcuno intervenga una volta per tutte, abbiamo paura, è l'appello alla politica comune che arriva dai residenti di quartiere Pertini dopo l'ennesima occupazione abusiva. A Venezia il Consiglio Comunale si svolge ancora online, cosa che ha portato il senatore Ferrazzi a presentare tempo fa un'interrogazione su cui ora è intervenuto anche il prefetto scrivendo a Cafarsetti. In migliaia hanno colorato Piazza del Popolo a Roma con bandiere rosse per chiedere pace, lavoro, democrazia, parole d'ordine della manifestazione nazionale della CGIL. Qui ha preso parte anche il Veneto. Nei controlli di contrasto alla movida molesta, gli agenti della polizia locale di Jesolo hanno sanzionato un esercente che aveva venduto alcolici a un gruppo di minorenni. A Venezia, appello del delegato alla pesca, occorrono aiuti urgenti per mantenere viva un'intera categoria, prioritario salvaguardare i posti di lavoro. Inaugurata oggi a Stra la mostra che coinvolge anche i non vedenti, le sculture a Villa Pisani e Villa Loredan possono essere toccate con le spiegazioni in braille. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il pomeriggio d'inferno che si è vissuto sulla Treviso Mare tra Meolo e Roncade, traffico paralizzato per un tragico incidente stradale dove ha perso la vita un uomo di 82 anni di Verona. Grave la moglie e un 31enne trevigiano, ma ci racconta tutto in questo servizio di apertura la nostra Daniela Sizia. Il silenzio lungo la Treviso Mare in un sabato pomeriggio è assordante. La strada chiusa al traffico, all'altezza di un distributore di benzina a Meolo, si è consumata l'ennesima tragedia. Lo schianto devastante, un'utilitaria è finita sopra il guardrail. In mezzo alla carreggiata, l'altra vettura, un Audi Q2 condotta da un giovane trevigiano. A terra il corpo senza vita dell'altro automobilista, un 82enne del Veronese. Viaggiava assieme alla moglie, portata con lei soccorso all'ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferito anche il 31enne, trasportato con l'ambulanza al nosocomio. Un bilancio drammatico di un sabato di giugno. Sul posto è arrivato in pochi istanti anche il sindaco di Meolo. Mi sono recato qui quando ho saputo del sinistro, ero qui in zona. Abbiamo in qualche modo gestito il traffico veicolare e purtroppo ho constatato il decesso di questa povera persona. Effettivamente adesso questo silenzio in questa strada, in questo giorno d'estate è una cosa veramente stravolgente. A perdere la vita Ferdinando Nardi, che stava tornando a casa con la moglie di 64 anni dopo una breve vacanza al mare. Davanti a loro l'auto con a bordo i nipotini ed i genitori che hanno assistito impotenti alla tragedia. Secondo una prima ricostruzione del grave incidente, la macchina del 31enne che proveniva da Treviso avrebbe invaso, per cause ancora in corso di accertamento, la corsia dell'utilitaria. Una strada questa pericolosa. Ancora a fine 2019 avevamo avanzato una richiesta e subito nulla ostata dall'ente gestore della strada Veneto Strade per l'installazione di un dispositivo per la misura della velocità fisso. Successivamente la pratica è andata in prefettura che ha seguito l'iter con l'aspetto tecnico seguito dalla polizia stradale che purtroppo ad oggi ancora non ha dato nessuna risposta. La Treviso Mare è stata chiusa al traffico da entrambe le direzioni. Sul posto su M118 i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi di legge. Vi do una notizia battuta dall'ANSA pochi minuti fa. Il Ministero dell'Istruzione ha avviato un approfondimento sul caso della professoressa Chloe Bianco, originaria di Marcon, Venezia, e quanto ha confermato all'agenzia il Ministero in particolare è stato spiegato. Si stanno ricostruendo tutti i contorni della vicenda che sta ormai facendo discutere anche a livello nazionale. Andiamo adesso a Mestre. Qualcuno intervenga una volta per tutte. Abbiamo paura. È l'appello alle forze politiche e all'amministrazione che arriva dai residenti di quartiere Pertini dopo l'ennesima occupazione abusiva. Ilaria Marchiori. Il problema sembrava risolto dopo le numerose denunce e le proteste da parte dei residenti. Invece qui in quartiere Pertini, in particolare in via Vian, c'è stata l'ennesima occupazione abusiva. I residenti sono stanchi e chiedono risposte al comune. Sono entrati dalla finestra, hanno buttato giù la porta e ha fatto entrare la moglie, cioè
si presume la moglie con una bambina. Dopo 2 minuti è arrivato un camion carico di materassi, brandine, eccetera, e hanno scaricato e sono andati via. Alla luce dell'ennesima occupazione abusiva, il cui problema sembrava essere stato risolto, i residenti di quartiere Pertini questa mattina hanno organizzato un'assemblea per affrontare il problema della sicurezza, ma soprattutto chiedere azioni mirate che nonostante le promesse non sono mai arrivate. Noi ci aspettavamo che succedesse un'occupazione e siamo ritornati indietro di parecchi anni quando le occupazioni erano all'ordine del giorno, creando problemi all'ordine pubblico, ma soprattutto creavano disturbi enormi al quartiere, ai residenti, soprattutto agli anziani, che sono quelli più impauriti quando succedono queste cose. Soprattutto impauriti. Soprattutto perché anche di sera è un po' difficile venire fuori, perché hai sempre paura di qualcuno, c'è gente che litigano, gente che va su e giù, che non si sa da dove vanno e dove vengono. Oltre a vari consiglieri comunali di opposizione, anche il senatore veneziano Ferrazzi ha voluto partecipare. Bisogna creare le condizioni perché il grande lavoro che è stato fatto qui da voi continui, attraverso un presidio anche delle forze dell'ordine, ma poi un presidio dei servizi, del sociale, degli uffici e via dicendo, che faccia sì che questo quartiere venga percepito da tutti come un quartiere di alto livello, come altri ce ne sono all'estero. I residenti, che sono per lo più anziani, hanno paura anche di uscire di casa e lasciarla vuota perché qualcuno potrebbe entrare. Noi vogliamo vivere tranquilli qui. Quando andiamo a fare le spese, vogliamo andare a fare le spese, marito e moglie assieme. Non uno va a fare le spese e l'altro sta a casa a fare la guardia a casa. Non si può andare avanti così. Non si può andare avanti così. Le case vanno assegnate a chi ne ha bisogno. La richiesta è sempre la stessa. Abbiamo chiesto alle forze politiche di non lasciarci soli su queste cose qua e pretendiamo che tutti si diano da fare affinché si ricrei una stagione di tranquillità, di sicurezza, soprattutto per gli anziani, soprattutto per i bambini che non devono vedere azioni violente. A Venezia il Consiglio Comunale si svolge ancora online, cosa che ha portato il senatore veneziano Ferrazzi, lo avete visto poco fa, a presentare alcune settimane fa un'interrogazione e su cui ora è intervenuto anche il prefetto. Il Consiglio Comunale di Venezia è l'unico consiglio a livello nazionale che sta continuando a svolgersi a distanza, non in presenza. I consiglieri comunali che sono stati eletti quasi 2 anni fa non hanno avuto mai l'occasione di incontrarsi per dibattere della città fisicamente, solamente l'hanno fatto una volta nel momento dell'insediamento del Consiglio stesso. La pandemia è finita, la crisi relativa è finita, tutti andiamo nei mezzi pubblici, incontri, riunioni, scuola, cinema eccetera, e il Consiglio continua così, dove basta un click nei confronti del consigliere non gradito per essere oscurato. La città di Venezia merita molto di più. Per questo il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi ha presentato un'interrogazione parlamentare tempo fa insieme ad altri 24 senatori. È stata accolta come sempre con grande solerzia dal ministro degli interni, è stata accolta con grande solerzia dal prefetto che è intervenuto, ha scritto alla Presidente del Consiglio: ora non ci sono più alibi. Ora dunque ci si aspetta che a Ca' Farsetti ci sia un cambio di rotta e che il Consiglio Comunale torni in presenza e possa essere seguito dalla cittadinanza che ne ha pieno diritto. Se non c'è, perché scrive il prefetto, sollecitata dal ministro, si apre un problema serio anche di carattere istituzionale, ma soprattutto continua un problema serio nei confronti della città. Di cosa deve avere paura questa amministrazione che vuole chiudere il Consiglio Comunale, luogo della trasparenza, del dibattito, della rappresentanza dei cittadini, luogo dove i cittadini possono partecipare direttamente, esserci, ascoltare, vedere, ascoltare con le loro orecchie quello che l'amministrazione comunale, di maggioranza e di opposizione, decidono per il loro bene. Dalla protesta politica a quella sindacale, oggi a Roma manifestazione nazionale della CGIL, c'era anche il Veneto. In migliaia
operai hanno sfidato il caldo colorando Piazza del Popolo a Roma con le bandiere rosse per chiedere pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia. Le parole d'ordine della manifestazione nazionale della CGIL, cui ha preso parte anche il Veneto. Oggi siamo qui in tanti per chiedere risposte da parte del governo. La situazione sociale è una situazione sempre più tesa, anche in Veneto precarietà, salari bassi sono una realtà che deve trovare immediatamente risposta con provvedimenti all'altezza della situazione e delle difficoltà. La manifestazione arriva a conclusione di un percorso di oltre 200 assemblee tenutesi sul territorio nazionale e che hanno visto il coinvolgimento di lavoratori, pensionati, studenti e associazioni, ha spiegato il sindacato, e contro la guerra in Ucraina. Bisogna dare priorità al mondo del lavoro. Caro bollette, costo della vita, inflazione sta impoverendo lavoratrici e lavoratori di questo paese e anche del nostro Veneto. Bisogna immediatamente invertire questa tendenza. Oltre a tutto questo, un tema trasversale importantissimo, prioritario, è che noi chiediamo pace. Basta guerra, è ora della diplomazia, bisogna interrompere il conflitto. Chiedo per questa opportunità di confronto con tutti voi. Chiudo ricordando ancora un pensiero personale, c'è la guerra. Sul palco si sono alternati gli interventi di delegate e delegati delle varie categorie, prima della chiusura del segretario generale Landini, che pochi giorni fa era in Veneto e ha incontrato anche i lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera. Ancora la cronaca nei controlli di contrasto alla movida molesta della polizia locale di Jesolo. Gli agenti hanno sanzionato un esercente che aveva venduto alcolici a un gruppo di minorenni in Borghese, hanno tenuto d'occhio un negozio per un paio d'ore e notato che i ragazzi avevano acquistato una bottiglia di amaro. A quel punto hanno accertato che si trattava di minori tra i 16 e i 17 anni, quindi sono stati riaffidati ai familiari, mentre per l'esercente è scattata la multa che può arrivare fino a 1.000 euro, non la sospensione dell'attività che rischia però nel caso di recidiva. Ritorniamo in laguna per l'allarme, il vero e proprio SOS che parte dal mondo della pesca, l'ennesimo. Servono stanziamenti urgenti dal governo nazionale e dalle istituzioni in favore della pesca nella laguna di Venezia. Primo obiettivo, quello di contenere il rincaro del gasolio, che rischia di essere un'ulteriore mazzata ad una filiera produttiva già duramente provata. L'appello del delegato alle isole e alla pesca del Comune di Venezia, Alessandro Scarpa Marta. La pesca sta vivendo una forte crisi. Bisogna intervenire subito con gli enti competenti perché ci sono pescatori, è una tradizione delle famiglie che ci lavorano sul mondo della pesca, migliaia di famiglie in tutta la laguna veneta, sia a Pellestrina, San Pietro in Volta, ma anche l'isola di Burano, allargandosi poi appunto a Chioggia e a Caorle. Quindi ci sono famiglie che ci lavorano, che devono portare a casa lo stipendio, in questo caso gli enti competenti, ma anche il governo deve intervenire per dare degli aiuti. Una tradizione che da Pellestrina e San Pietro in Volta arriva fino a Burano e si allarga anche a Chioggia. Anche il caro gasolio in questo periodo, che viveva già una forte crisi, è stata una forte mazzata, quindi per questo motivo proprio chiediamo agli enti competenti di intervenire urgentemente per preservare, per salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro, la tradizione e tutto l'indotto che c'è attorno alla pesca. Quindi è una tradizione che bisogna mandare avanti e noi appunto come istituzioni dobbiamo essere vicini ai pescatori. Scarpa spezza un'arancia in favore dei lavoratori, spesso in passato al centro di critiche anche feroci. Sono loro i primi attori del mare, della laguna, quelli che vogliono rispettare le regole, infatti lo rispettano con il fermo pesca, lo rispettano anche cercando di tenere pulito il mare, la laguna, quindi sono loro che chiedono appunto di salvaguardare l'ambiente e noi come enti bisogna stare vicino e aiutarli. La politica, il gruppo di Coraggio Italia alla Camera è a rischio. Il sindaco di Tredozio e parlamentare Simona Vietina ha deciso di uscire. Ho atteso il termine della tornata elettorale dell'amministrativa, detto per non danneggiare il centrodestra, area in cui mi riconosco per storia, valori e percorso politico. Il fallimento del progetto è evidente, prosegue Vietina. Coraggio Italia non ha saputo radicarsi nel territorio, complice la mancata volontà del presidente Brugnaro di prendere posizioni precise sui temi più discussi della politica italiana. Gli addetti Veritas dell'impianto di Fusina hanno rischiato grosso, sono stati trovati infatti dei razzi inesplosi tra i rifiuti. L'azienda raccomanda di fare con cura la raccolta differenziata.
Scoperti nell'impianto di Fusina oltre 40 razzi di segnalazione inesplosi, quindi estremamente pericolosi per l'incolumità degli addetti. Veritas l'ha segnalato alle forze dell'ordine, a Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Prefettura e Procura. In diversi casi i rilevatori automatici di scintilla inseriti nelle linee di trattamento del rifiuto secco residuo ne hanno permesso l'individuazione e l'immediato spegnimento. Spesso però i razzi più piccoli riescono a superare i controlli e quindi esplodono durante la triturazione, mettendo in pericolo l'incolumità degli addetti e provocando incendi che devono essere spenti dal personale dell'impianto. Veritas ricorda a tutti i cittadini l'importanza di far bene la raccolta differenziata, dividendo con cura i vari materiali ed evitando di conferire rifiuti pericolosi o che potrebbero nuocere a chi li tratta. Sport, grandi iniziative, andiamo sul Lido di Venezia. Più di 300 nuotatori sono stati i grandi protagonisti sulla spiaggia del Lido di Venezia della seconda edizione della Venice Open Water Nuada Longa al Blue Moon. La gara è stata organizzata dalla Proloco del Lido Prenestina con la società sportiva Venezia Triathlon e il sostegno di Venezia Spiagge. E si tratta di una competizione su acque libere. Ci sono più distanze e il mio sogno è quello di introdurre tra queste anche la distanza tra un faro e l'altro, una gara che a mio parere dovrebbe diventare storica, dovrebbe diventare una delle classiche, uno dei classici eventi della città di Venezia. Abbiamo ottenuto quest'anno la partecipazione di pressoché 300 nuotatori, puntiamo a numeri molto più alti, se non a raddoppiare quasi il loro numero già l'anno prossimo. Giulia Salin e Giovanni Candeo per il miglio marino, Gianmarco Foglia e Giulia Grasso nella gara di 3,5 km e nella nuotata sprint sulla distanza di 800 metri Daniele Albani e Sofia Lacchin. Questi i vincitori maschili e femminili della gara, che metteva in palio anche in memoria Lucia Monti, nuotatrice muranese scomparsa prematuramente lo scorso anno. L'anno scorso è stato difficile organizzare la prima edizione perché c'erano tutte le norme di contenimento del Covid, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di essere un po' più liberi e quindi organizzare veramente una manifestazione molto interessante che ha attratto atleti di tutto il Veneto e anche dalle regioni vicine. Appuntamento quindi al 2023. Oltre 50 società partecipanti da tutto il Veneto e da fuori Veneto, abbiamo avuto ospiti da Lombardia, Sardegna e Sicilia quest'anno, quindi ci ampliamo sempre di più e come ogni anno abbiamo partecipazioni di atleti che hanno avuto parte ai campionati europei giovanili di nuoto di fondo come Emma Micheletti, Giulia Salin, Sara Pedrocco. Andiamo a Stra, dove è stata inaugurata un'importante mostra aperta anche ai non vedenti. Villa Pisani e Loredan a Stra creano un legame tra loro ospitando le sculture in ferro, marmo e bronzo degli artisti Benetton, Costi e Roggi nella mostra Mirabilia Nature. Un legame che però unisce anche la terraferma alla laguna. Con l'isola di Convenissa, nell'isola di Mazzorbo, dove c'è la personale di uno dei 3 artisti che espongono nei nostri parchi. Quindi abbiamo un legame veramente ideale tra laguna e terraferma. Non si tratta di una mostra solamente da vedere, ma si potrà anche toccare per permettere ai non vedenti di goderne. Questa mostra ha un carattere fortemente inclusivo, infatti il sottotitolo è Oltre il buio, perché diamo la possibilità ai non vedenti di godere di queste opere d'arte, di queste sculture, attraverso il tocco, ma anche attraverso le didascalie in braille e attraverso mezzi audio che descrivono le sculture stesse. Quindi, oltre al connubio arte e natura, abbiamo anche il tema forte dell'inclusione. Il messaggio dell'esposizione è quello della speranza, come l'albero della vita alto più di 8 metri, simbolo di rinascita e amore. Il progetto è stato realizzato dal Comune, vi ha preso parte anche l'associazione Paolo Rizzi. Si occupa appunto di sviluppare arte e cultura in nome appunto di Paolo Rizzi, che fu
un importante giornalista e critico d'arte. Su Stra c'è stata l'occasione, il contatto dall'ispirazione prima da parte della past president della nostra associazione Rina Dal Canton, che poi è divenuta anche curatrice di questa mostra, che ha visto in questo contesto molto bello di Villa Loredan e di Villa Pisani l'idea di collocare queste sculture. E da Venezia è tutto, c'è il meteo, buona serata. Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a determinare un tempo stabile e valori termici elevati, e dalla prossima settimana fiammata africana ancora più intensa. Vediamo il dettaglio intanto di domenica 19 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà sgombro da nubi, nessuna precipitazione e prosegue la siccità che ormai si configura eccezionale, sicuramente record per il periodo. Temperature poi roventi ben oltre la media stagionale, minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime sui 28-32 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, qualche nube di tipo alto ma innocua. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.